Giulio Fernandez, una Luperense che non esce a testa alta ma a testa altissima da questa Final 8. A me non mi interessa uscire a testa alta, io ero convinto che mi regalavano il massimo, il 100%, allora per me non è uscire a testa alta, semplicemente abbiamo perso una partita, però magari abbiamo guadagnato qualcosa in più. Come hai detto tu, era una squadra che si presentava come outsider, ma ha dimostrato di meritare ad esempio il primo posto in classifica e ha fatto vedere di essere la squadra più titolata d'Italia, la Luparense. Nessuno può mettere in dubbio l'impegno, il coraggio che ha una squadra come questa. L'ho detto sempre e questo veramente a me personalmente come allenatore mi hanno onorato. Grazie a Giulio Fernandez. Prego. Fulvio Colini del Pescara, partita non adatta per i deboli di cuore. Il primo aggettivo che ti viene in mente vedendo questa gente, questo palazzetto e questa squadra? Beh, non abbiamo fatto una grande partita. Vorrei sottolineare che la Luparense ha giocato in 6 con un'ora un po' acciaccato, anche se Caversano ha dato una bella mano quando ha giocato. Noi anche avevamo dei problemi, abbiamo combattuto ma non giocato bene, soprattutto il primo tempo, però alla fine avevamo preso un po' il sopravvento, potevamo chiudere questa partita e poi si va alla lotteria dei rigori, che dire, prima la vinci poi la perdi, prima sbagli poi il 2, è stato difficile. Peccato per la finale perché non ci sarà Rogerio squalificato, per una sciocchezza questo regolamento, e quindi proveremo a recuperare le energie e a fare una grande finale. Abbiamo visto andare sotto la curva a baciare quel logo, il logo del Pescara. È una squadra che ti è entrata nel cuore questa? Ma già da prima che ci arrivassi, quindi non è quello. No, siamo contenti del tifo caldo e corretto, poi siamo andati anche nella curva dei parenti, degli amici, insomma è andato tutto bene. È una bella finale, la seconda finale su 2 trofei. Pescara lo meritava, e la società lo meritava, il pubblico lo meritava, i ragazzi lo meritavano. C'è tanto entusiasmo che sembra che la Coppa sia già arrivata oggi, ma la finale è domani? No, domani giochiamo una squadra straordinaria, senza Rogerio, l'unico nostro attaccante, quindi vedremo che succederà. Grazie a Fulvio Colini. Prego.